Yuri De Luca, rappresentante di Indipendenza Veneta, uno dei promotori di questo specialissimo concorso. In cosa consiste? È un concorso fotografico, apartitico, apolitico, sostanzialmente culturale di rappresentazione del nostro popolo. Consiste semplicemente nel farci dei selfie, delle foto paesaggistiche, rappresentanti anche la nostra bandiera di San Marco. L'unica cosa da fare è entrare in Instagram, Facebook o Twitter, pubblicare la propria foto fatta a noi stessi con lo sfondo o con in primo piano la nostra bandiera, oppure di un paesaggio con la nostra bandiera allegata, e taggarla con l'hashtag Un Leone al Vento. Questo hashtag serve per portare tutte le nostre immagini, tutte le nostre fotografie all'interno di un contenitore unico e rende possibile a una commissione creata da queste sigle sia politiche che culturali di votare le più belle, le più significative e che hanno un significato intrinseco maggiore. Quindi invitiamo tutti, giovani, meno giovani, ma soprattutto tecnologici, perché questo lo richiede per la presentazione. Ecco, quindi semplicemente questo, l'importante è portare in primo piano la nostra bandiera. Il concorso è già partito, c'è tempo fino a quando? C'è tempo fino a una data storica per noi veneti, il 22 ottobre alle ore 23. È un appuntamento importantissimo sia per la nostra iniziativa sia per tutto il Veneto, quindi si richiede anche di esprimersi su un quesito fondamentale per noi veneti, che è la richiesta di maggiore autonomia e comunque di riconoscerci come veneti tutti uniti e facendo fronte unico dietro una sola bandiera. Bandiera che ha un significato ovviamente molto importante, e questo ve l'ha rappresentato anche nei giovani. L'idea, si può dire, è partita proprio da alcuni giovani. Sì, intanto la bandiera di San Marco è un insieme di significati. Il significato più importante per noi è la scritta Pax Tibi Marce Evangelista Meus, che sta nel Vangelo, nel libro aperto, che rappresenta l'unica bandiera rappresentante un popolo che trasmette la parola pace. Dopodiché l'iniziativa è partita semplicemente vedendo una promozione attraverso il social Instagram, che è dedicato ai più giovani, che una volta presentata questa iniziativa, questa possibilità di rappresentarsi con la propria bandiera, con la bandiera dei propri avi, è scattata una scintilla, e dei giovani, anche minorenni, questo dobbiamo dirlo, hanno iniziato a trasmettere queste foto, che sono state per noi una scoperta interessantissima, perché ignoravamo quanti giovani in realtà conoscono la nostra bandiera ma non sanno come poterla utilizzare nel modo corretto. Quindi attraverso questa iniziativa vogliamo trasmettere semplicemente questa possibilità a tutti veneti indistintamente, tutti uniti sotto il nostro vessillo, il vessillo di San Marco. Insomma, inviate le vostre foto con Un Leone al Vento. Con l'hashtag Un Leone al Vento.